L'alleanza con la Dea bendata non funziona e il Catania prende un punto anziché 3 col Matera. 2 pali e almeno altrettante palle gol sprecate per i rossazzurri contro una squadra attenta e opportunista. Per la verità nei primi 45 minuti gli uomini di Busetta sono apparsi impacciati e in difficoltà a centrocampo e la prima vera occasione, Etnea, arriva solo al 41esimo. Pannitteri però trova il palo. Il Matera allora esce dal guscio, Muro impegna Fimiani e sul seguito dell'azione l'ex di turno Cacciola porta in vantaggio i lucani. È il 43esimo minuto. La ripresa si apre col pareggio rossazzurro. Disidoro scatta in posizione regolare e batte Bruno da distanza ravvicinata. Sono passati 35 secondi. Al quarto Pannitteri per Russo che arriva in ritardo di un soffio. 7 minuti e si invertono le parti, Russo al cross, Pannitteri rovesciato sul fondo. Insistono i rossazzurri mentre il Matera tace e il finale è da brivido. Sul cross arriva Intrieri che aveva rilevato Brutto, il colpo di testa è fuori. E poi allo scadere parlano da sole le immagini. La sfortuna c'è ma qualcosa ancora nel Catania è da rivedere. Il Matera invece ha centrato l'obiettivo.